Allora che non è stato fondato dopo, sei sincero, è stato fondato dopo, io non ho rilevato sento, ti dico, io mi fumo con l'altro giudice sempre, lui ha visto un colpo. Aspetta. Ok, riparato il naso. C'è l'accetto una sala saturato. Può dire che ancora c'è? Non è possibile. Sì, grazie. No, questo. La regola dice non deve essere toccato con decisione. No, allora il coltello non si deve neanche toccare. E così abbiamo dato, come vi ho detto, abbiamo dato vinto a quello che perde sangue, però lo sai che lui perde sangue non può combattere con l'esplosivo, c'è scritto? Sicuramente c'è scritto che non può combattere quello dopo se il danno è tale da non riuscire a farlo salire sul ring. Se lui io non l'ho letto così, io ho letto, io ti dico su quello che ho letto io, ok? C'è scritto che se io ti do vittoria, ok? Perché io l'ho letta ma non l'ho interpretata così. Non hai caso c'era un forte, qualcuno c'era un forte. C'era un colpo forte. Scusa, non c'è colpo forte, se c'è il setto nasale rotto, il colpo è leggero, dimmelo io a porro, dai. Il pugilato è un'arte, non è mia una parola. Io allora io ti dico quello che io ho rilevato, ok? Quello che io ho rilevato non ho visto l'intenzionalità nel colpire due. Ok, chiaro. Io ti dico quello che ho rilevato qua sopra, l'ho visto anche da giù, ok? Perché attenzione, è una disciplina nuova e bisogna un attimino. Ok, se io colpisco e tu mi vieni avanti, è normale che il colpo diventa più grave, però non è colpa di quello che lo tira, ok? Ne avevamo già parlato prima su quello che c'era o meno, ok? Io non ho rilevato l'intenzionalità di colpire duro, ho chiesto agli altri giudici se loro l'hanno visto o meno, nessuno mi ha detto che non hanno rilevato questo, ok? Io purtroppo dico, in questo caso, siccome non esiste l'RSC injury, in questo caso, ok? Purtroppo c'è una cosa, cioè io sinceramente non mi sento di squalificarlo perché per me non c'è stato colpo duro, non c'è stata l'intenzionalità, non c'è stato niente, okay? Da quanto mi riguarda me. Ho capito, però ascoltami, se io tiro un colpo, faccio così e tu vieni avanti, esatto. Ok? E ti colpisco duro, cosa succede? Esatto. Se lo sono dato in contemporanea il colpo. Allora per quello vedi che vieni con me, non c'è l'intenzionalità. Ma non c'è l'intenzionalità, il colpo era forte, non c'è l'intenzionalità. Come il suo era forte. Via. Come il suo era forte. Ha fatto danni lui? Ha fatto danni? No, e allora? Per me non è, però sai cosa? Era chiaro a tutti che dai, era diversamente diciamo anche non può andare avanti comunque. Sì, dopo la fanno anche con questo. Guarda come lo sto dicendo, io non il regolamento del questo.
fine abbiamo 20 match di lo facciamo volentieri, perché se non vuole vincere così o perdere così. Qui dobbiamo fare box, facciamo dopo volentieri, vogliamo vincere così. Vogliamo vincere come si deve. Fino adesso avete vinto come si deve, va bene così, ok? No, ma lo facciamo questo non è un match da star lì a mettersi d'accordo, c'è un regolamento, basta. Se porti il colpo forte, sono cazzi tuoi dopo, no? Se il colpo forte non è intenzionale, non c'è cazzo intenzionale. Se tu li alleni che non sanno neanche come lo portano, non può essere intenzionale. Intenzionale perché lui viene avanti, c'è intenzionalità, se porto leggero vuole venire avanti, correre, tutto a fare perché sennò uno pensa che purtroppo manca un versetto. Scusami, facciamoli andare avanti. L'ho fatto presente prima. Facciamoli andare avanti. Dottore, possiamo farli andare avanti? No, vedi, quello che dicevo prima, vedi te l'ho fatto anche presente questo esempio qua. Te l'avevo anche detto, se io tiro un colpo e lui mi viene avanti, non c'è l'intenzionalità nel volerti colpire duro. Ok? In questo caso nessuno di voi mi ha detto ha colpito duro, nessuno di voi, come io gli ho detto andate piano perché tutti e due sì, ma io prima lascio che ci sia tu che parla. Okay. Però ti dico, in questo colpo qua, cosa ho detto? Non ho manco detto tipo rosso, che c'è stato un colpo duro da una parte, un colpo duro dall'altra. In questo momento ho detto, raga, andiamo piano, ok? Perché tutti e due sono avanzati. Io spererei che avessi la ripresa appena solo. Entrambi avanzano, ok? Per quello l'ho detto io, entrambi avanzano e per prendono il colpo. Ok? Sì, ma Patrizia, ma era perché era un po' forte, era portato per forte, era portato contro il braccio, sintetico che tutto avanti, dai. Facciamo dopo, Tenuti, chiudiamola lì. Facciamo dopo. Vince lui e basta. Chiudiamola lì. E cosa me ne metti per sospensione cautelare? Scegli tu. Vedi? Io non posso mettere i punti, non so da dire. Sospensione cautelare no, perché io non ritiro niente. Aspetta a vedere l'ave da dentro. Buongiorno per No, sospensione io non la faccio. Ma ieri che si è fatto male il ragazzo, perché ha perso come il ragazzo con la spalla che è uscita? Per sospensione cautelare. Perché non c'è la sospensione cautelare? O no? Si è fatto male sospensione cautelare quest'anno. Sì, è successo così ieri. Ed è la stessa identica cosa, infortunio sospensione cautelare. Però non c'è da dire. Però ieri Vecchi era richiesta al tecnico, volevo continuare in fare, cioè Pereira che gli avesse detto la spalla, è stato detto sospensione cautelare, l'unico che ha detto sensato che si può tenere in questi casi. Ma rifacciamolo dopo, dico, non possiamo rifarlo dopo, cioè si è sistemato il naso, Non lo posso dare, è un errore tecnico mio. Se io ti do veramente i punti, ok, tu me lo contesti, è un errore tecnico mio, non siamo Lascia arrivati stare, noi non contestiamo okay. niente, lascia Per detto stare. non mi prevede che posso interromperlo prima, ok? e non si può andare avanti. Metti, scusa, metti per squalifica. Per mio, basta. Ma non te lo contesto, non te la contesto, dai. Andiamo avanti. Vedi che c'è poco Non è prevista la vittoria per
finito solo questo. Mettiti il mento. Mettiamo per abbandono. Abbandono non c'è neanche abbandono, non c'è. Ok. Una sospensione cautelare. Ieri. Cautelare non ce lo mettono. Ma perché non possiamo farlo da Prendo io la decisione, me la assumo io. Ok. La responsabilità. Siamo ancora in live o l'hanno spenta? Ma abbiamo spento. adesso riusciamo a continuare sportivamente, aspettiamo si cade e facciamo. Entrambi Io non c'è sportività, Non controllato, scuola entrambi, uno si è danneggiato. ma è stato normativo. Ma rifacciamo dopo. Ma guarda che poi la squalifica lui è giusto per un po', non è giusto. Guarda che dopo lui non può andare avanti. Io guardandolo lì per me è da fermare, lui non potrebbe andare avanti, se quello fosse stato lì lui comunque non potrebbe andare avanti. Se diamo squalifica lui si ferma avanti, ma più avanti. No, squalifica. Cioè, ok, mi confermo allora, andiamo a squalifica. Ok, squalifica. capisco il regolamento, però quando c'è il regolamento c'è lo stesso, cioè dai, neanche per il match, proprio per la sportività, cioè, finiamo dopo, no? Poi vai di farlo dopo. Poi fai pulire da solo. Aspetta che facciamo dopo. Questo qua non fa il gol. No, non si può rifare. No, che non devo scritto, poi io questa maniera
Diamo il verdetto della gara numero 39, si aggiudica il match l'angolo rosso per squalifica Niccolini Diego, Accademia Pugilistica Veronese Ruga.